Quinto giorno della protesta del popolo dei forconi vede la novità della presenza degli studenti. Sono loro a scendere in piazza e in strada in tutto il Veneto, in particolare a San Donà, dove circa 2000 ragazzi, la metà dell'intera popolazione studentesca del territorio, attraverso il tam tam in rete si sono dati appuntamento in piazza con bandiere tricolori a San Donà per far conoscere i problemi della scuola, ma anche in segno di solidarietà con i forconi. A Porto Gruaro invece decine di studenti, arrivati anche da Jesolo e Pordenone, hanno distribuito volantini a camionisti e automobilisti che hanno atteso in coda con pazienza che venisse liberata dalle decine di autotreni la grande rotatoria che collega l'autostrada con il centro, anche se qualcuno chiede più elasticità nei blocchi. Sì, giusta, però bisogna far anche lavorare e correre la gente, giusto. Mi fa ben farla, però bisogna democraticamente farli passare. Assolutamente sì, io sono una mamma, una donna che lavora e in Italia qua non si fa più niente. Intanto, tra disagi e solidarietà dei cittadini che portano cibo e coperte a chi non abbandona il presidio, a Porto Gruaro si attende di conoscere la data in cui centinaia di veneti partiranno per il presidio nazionale di Roma, che potrebbe avvenire mercoledì prossimo. La prospettiva è quella di organizzarsi, andare a Roma e entrare in Parlamento. Vogliamo entrare in Parlamento. Se sarà necessario ci saranno dei morti, I manifestanti intanto rifiutano commistioni con la politica, alla quale chiedono di avvicinarsi ai presidi senza strumentalizzare la protesta, nata dal basso e che non si fida del governo. Metti che può anche venire qua un politico, ma a dire cosa? Tanto sai, i politici di promesse